Una cosa molto importante è la collaborazione con l'università dal punto di vista scientifico, ma ha anche una grande importanza per la novità, perché per la prima volta noi tra il comitato scientifico avremo una matematica che applicherà questo algoritmo e questo algoritmo ci comporta anche di avere dei dati, diciamo, attendibili nel breve tempo possibile e attraverso per la prima volta anche così un'applicazione di tipo logico, scientifico e quindi questo devo dire che mi emoziona anche perché nella storia del Consiglio regionale questa è la prima volta che succede. Un'importanza centrale senza dubbio per l'Università degli Studi di Padova perché ci dà la possibilità di interagire con l'istituzione massimamente rappresentativa della Regione, il Consiglio, l'Assemblea legislativa, e credo utile anche per il Consiglio regionale perché da diversi anni abbiamo questi accordi di collaborazione, queste convenzioni che danno la possibilità di portare il nostro apporto scientifico-tecnico in materia principalmente costituzionale ed elettorale ma non solo, favorendo l'interazione con i territori, perché il punto a mio avviso di maggior interesse di questa collaborazione è la ricaduta sui territori, sugli enti locali, sulle popolazioni interessate per cercare di unire, come dire, il momento politico rappresentativo al momento scientifico-tecnico per migliorare la qualità della legislazione regionale e per migliorare l'attività del Consiglio regionale. Ci aspettiamo molto perché questo osservatorio elettorale, in particolare di cui stiamo parlando oggi, che ha fornito e continua a fornire questi studi e questi prodotti che consentono il monitoraggio delle elezioni, è anche un importante investimento per il futuro per cercare di intercettare le nuove esigenze che sono poste dai processi di rappresentanza a livello regionale e locale e quindi di fornire gli strumenti tecnici, scientifici adeguati di supporto e di sostegno a questi processi rappresentativi. Quindi ci aspettiamo molto anche per il futuro perché ci sarà sempre più bisogno di collaborazioni di questo tipo. Il cuore di tutto sta attorno a questa parola algoritmo. Algoritmo non è altro che una sequenza di istruzioni, quindi ovunque c'è una procedura, là può arrivare un algoritmo e chiaramente all'interno delle norme alcune parti delle norme, in questo caso alcuni articoli della legge elettorale, contengono delle procedure, delle sequenze di istruzioni. Allora chiarire queste sequenze di istruzioni è il compito del pensiero algoritmico. L'abbiamo fatto per questa legge elettorale e quindi abbiamo trovato un modo per chiarire ulteriormente i passaggi di riparto dei seggi. Questi passaggi sono poi eseguibili dalle persone, come viene fatto normalmente, ma anche eseguibili da una macchina una volta definito con chiarezza questo passaggio. E quindi abbiamo provato anche a utilizzare uno strumento software per farci aiutare nell'elaborazione anche dall'informatica. Il software è stato chiamato Psephos, che è un termine greco che corrisponde al nome del ciottolo, quel sassolino colorato che si usava in antica Grecia per votare. Il nome è stato suggerito dall'intelligenza artificiale, che è stata utilizzata solamente per scegliere il nome di questo software e generare l'immagine e l'icona di questo software. Dentro il software non c'è niente di intelligenza artificiale, c'è solamente quella che noi chiamiamo intelligenza digitale, cioè un lavoro di studio in cui si prende il meglio degli strumenti informatici che possono essere utili per fare quello che dobbiamo fare. Il software quindi calcola velocemente quello che calcolano a mano le persone negli uffici elettorali regionali, quindi in tempo macchina, quindi in pochissimi secondi riesce a trovare il risultato del riparto dei seggi senza dover aspettare di fare questi conti a mano. Ovviamente però tutti i riparti dei dati ufficiali saranno sempre solo quelli certificati dai conti manuali. L'obiettivo è comunicare e analizzare il risultato elettorale. In tempo reale, quindi in diretta quando usciranno i primi dati avere già pronta qualche analisi approfondita, un po' di commento per provare a spiegare un po' di più cosa sta succedendo in Veneto nel contesto italiano, perché non si voterà solo in Veneto quel giorno. Il nostro lavoro sarà spiegare i dati, raccontare quello che sta succedendo, quello che succederà in Veneto il 23 e 24 novembre, raccontare l'esito
elettorale, provare ad approfondirlo in modo semplice e abbastanza comprensibile per tutti, con qualche mappa, con qualche approfondimento, con il maggior numero di dati possibili, però che servano a dare una narrazione di quello che succederà. Certo, il Veneto è una regione di centrodestra, è l'unica regione d'Italia insieme alla Lombardia in cui il centrosinistra non ha mai vinto le elezioni. Tuttavia è una regione che anticipa le tendenze, è la regione che ha eletto il primo sindaco a 5 Stelle, dove è esplosa inizialmente la Lega, dove Matteo Renzi nel 2014 ha trionfato nel giorno in cui il PD ha raggiunto il 41% alle europee, quindi è una regione che sa anticipare le tendenze. Quest'anno ci sono molte aspettative perché sarà un'elezione diversa da quella di 5 anni fa. 5 anni fa ci fu il maggior numero di consensi per un candidato presidente in percentuale della storia elettorale italiana. Però la prima lista di 5 anni fa appunto non sarà nuovamente sulla scheda elettorale, quindi ci sono incognite. Nel frattempo alle politiche, alle europee, il divario tra centro-sinistra e centrodestra è diminuito, quindi le aspettative verosimilmente cambiano un po' rispetto al dato di 5 anni fa. Sarà molto interessante.